Ringrazio tutti e tutte per essere qua perché siete veramente numerosi e questa è una bella soddisfazione e vuol dire che anche l'aspettativa è alta e noi faremo di tutto per fare in modo che questa aspettativa venga soddisfatta. Parto già. Ah, microfono. Ecco qua. Sentite? No, devi accenderlo. Sentite? Ok. Ecco, è veramente per noi un onore essere qua, nei 7 comuni, per portare oggi delle proposte concrete, ma soprattutto per portare grande fiducia, grande entusiasmo e una visione per il futuro. Perché noi pensiamo, e qua vengo al tema perché questa sera è un tema, è un programma, è un impegno elettorale. Noi pensiamo che un'elezione, ogni tornata elettorale può essere uno spartiacque se viene sfruttato, perché può essere un momento reale, ma anche simbolico di cambiamento e di rilancio. Per questo vi presento in ordine di intervento chi è presente qua questa sera e che ha accettato il mio invito a esserci, che ringrazio anticipatamente. Luca Trevisan, che è docente e scrittore, tra l'altro è impegnato nella presentazione, sta facendo un tour incredibile di presentazione del suo ultimo libro, Stagioni Fragili, per cui vi farà una sua introduzione molto preziosa per cominciare a entrare nel contesto in cui siamo, i 7 comuni. Poi abbiamo Cristina Guarda, la nostra europarlamentare. Tra l'altro io ho avuto appunto il privilegio di prendere il suo posto in Consiglio regionale, perché sapete che dallo scorso anno Cristina si sta impegnando in maniera incredibile, sta battagliando su dei temi importantissimi e fondamentali in Unione Europea, nel Parlamento europeo, e poi la nostra capogruppo nella Camera dei Deputati di AVS, Luana Zanella. Per cui ecco, li ringrazio per essere venuti e venute. E mi blocco, ho parlato già troppo, però ecco, e entriamo nel vivo, perché noi vogliamo perdere poco tempo in preamboli e presentazioni, ma cominciare ad andare nei contenuti. Per cui do la parola a Luca Trevisan per il suo intervento. Ecco qua, intanto buonasera a tutti, vedo molti volti amici, la cosa non può che farmi piacere, ma vedo anche dei volti per me nuovi e mi fa ancora più piacere perché insomma è l'occasione per conoscersi e per parlare credo di temi che stanno forse a cuore a tutti e la cosa mi fa particolarmente piacere oltretutto perché questo mi consente di credere che ci sia ancora la possibilità di una voce altra quando si parla di montagna e non solo di montagna, di territorio, di ambiente, di risorse. Ecco, allora io non sono un politico, non faccio politica, faccio un brevissimo intervento di carattere storico, se vogliamo, nel senso che per me la montagna, oltre ad essere il luogo nel quale ho scelto di vivere, è anche materia di studio. E io sono fermamente convinto di una cosa, che se noi vogliamo così intendere quali passi compiere, anche nelle scelte politiche, e siamo qui anche per questo ovviamente, credo che la conoscenza del territorio, la conoscenza della nostra identità, la conoscenza della nostra storia sia fondamentale. C'è un tema sul quale riflettevo anche questa mattina quando mi sono sentito con Renzo, che è il concetto della centralità del mondo di montagna. Ed è un tema particolarmente delicato, particolarmente fragile se vogliamo, perché pensando anche al passato, ora parliamo delle nostre montagne, delle montagne dell'altopiano di 7 comuni, e c'è da dire che storicamente, quando ancora queste montagne rientravano in un contesto statale diverso da quello attuale, cioè la Repubblica di Venezia, si trattava di una terra marginale. Da un punto di vista geografico l'altopiano era una terra periferica, eppure di profonda
importanza, di profondo interesse per la Repubblica Serenissima nella misura in cui si trattava di una terra di confine. E poi faremo una riflessione anche sul senso di confine tra ieri e oggi. Però c'è un punto, quella terra che da un punto di vista, se vogliamo, geografico poteva sembrare marginale, periferica, era in realtà assolutamente centrale per quanto riguarda l'economia dello Stato. E ci sono dei temi che non possiamo non considerare, perché le risorse venivano dalla montagna. La pianura poteva stare in piedi e poteva vivere grazie alla montagna. Io non smetto di ricordare l'attenzione, anche sotto il profilo delle leggi votate e approvate, che Venezia dava al mondo di montagna, non solo quello dell'altopiano, ma anche pensiamo al Cansiglio, pensiamo al Cadore, nell'attenzione specifica per le risorse. Se noi consideriamo le nostre montagne, l'acqua intanto, no, il nostro altopiano è una spugna carsica, l'acqua filtra e scende giù, è la risorsa oggi più preziosa in assoluto. Eppure vediamo che sono attivate politiche che sprecano acqua. E poi quando si dice, attenzione, perché non è vero, perché ci sono i bacini che raccolgono l'acqua quando quest'acqua serve a sparare per l'innevamento artificiale. E infatti abbiamo visto che a Gallia hanno fatto subito prontamente, perché l'acqua nei bacini non è sufficiente, soprattutto perché le giornate neve sono sempre meno, bisogna quindi approvvigionare quei bacini di acqua, ed è l'acqua quella invece che beviamo. Ma questo è un altro aspetto. Torno a quello che dicevo prima. Le risorse, dicevo, l'acqua, il sistema dei pascoli, il legname da opera, il legname da fuoco. Insomma, la centralità della montagna è proprio lì, nelle risorse che metteva a disposizione della pianura. Questa montagna si scopre fragile nel momento in cui nel Novecento va incontro ad un processo completamente diverso da quello che era stato nel passato. La sfida oggi è proprio quella di riuscire a recuperare allora la centralità del mondo di montagna, nel sapersi proporre in dialogo con la pianura, come parte integrante della pianura. Ogni politica che pensa alla montagna come l'ora d'aria della gente di pianura è una politica destinata a fallire, perché la montagna viene interpretata come un parco giochi. La montagna pone il fianco veramente ad una, come dire, fragilità eloquente, perché una montagna che non si propone in dialogo con la pianura, ma diventa sostanzialmente l'ora d'aria, capite bene che non guarda il domani. E lo possiamo toccare con mano anche i nostri giorni, vedendo un po' gli esiti, diciamo così, della situazione turistica, che costantemente ci viene presentato come un aspetto positivo, e non lo nego, il turismo ha portato molto di positivo, ancora porta molto, ma non può essere l'unico capitolo che deve essere attivato per tenere in piedi una terra di montagna. La terra di montagna deve sapersi aprire in termini di pluralità, in termini di dialogo con la pianura, secondo i nuovi concetti. Adesso non c'è il tempo ovviamente di approfondirli, ma è quella che viene chiamata la cosiddetta metro-montagna, no? Che ristabilisce un dialogo pianura e terre alte. Terre alte dove in qualche modo sono state perdute, se vogliamo, alcune specificità. Forse il declino culturale delle comunità montane, della comunità di 7 comuni, inizia proprio con il disconoscimento della sua identità, con la messa in discussione delle risorse preziose del territorio, con una non adeguata conoscenza della realtà storica, che ci serve a capire chi siamo, perché se non guardiamo alle nostre spalle non sappiamo chi siamo oggi, non sappiamo quali passi intraprendere per il domani. Le risorse, il patrimonio culturale. L'altopiano veramente aveva qualcosa di assolutamente prezioso, la collettività della proprietà. Quelli che noi oggi chiamiamo i beni collettivi. C'è una legge del 27 che ha reintrodotto la possibilità di gestione condivisa dei beni, ma non è la stessa cosa. Si tratta di usi civici, è la legge del 27, poi chiaramente
aggiustata dalla legge regionale del 94, alla legge regionale del 96 e poi la legge del 2017 che ha finalmente consentito la possibilità di riattivare quelle che altrove sono chiamate le regole, qui da noi sono chiamate le vicinye, ma insomma poco cambia. La possibilità di ritornare ad una corresponsabilità, che è una parola che mi piace molto, perché la corresponsabilità vuol dire che ci mette tutti sullo stesso piano, di fronte a delle risorse che non sono rinnovabili. E allora i beni collettivi è veramente un qualcosa di prezioso, perché ci fa capire e ci fa recuperare il senso di comunità che è andato perso. E quello che è venuto meno, soprattutto nel corso dell'ultimo secolo, perché il Novecento è il secolo nel quale, per assurdo, in montagna sono arrivati i soldi delle attività turistiche, se vogliamo. Ma la montagna si è scoperta fragile, perché proprio nel Novecento è venuta a mancare quella che è stata una grande tradizione della terra di montagna, non solo dell'altopiano dei 7 comuni, della terra di montagna in generale, delle terre alte. C'è quel senso di solidarietà. Ed è una solidarietà che io interpreto in duplice modo, una solidarietà orizzontale, sincronica, tra gente che abita nello stesso momento, lo stesso territorio e che ha una responsabilità verso il prossimo, ma è anche una responsabilità e una solidarietà verticale, che non vuol dire se trovo l'occasione per arricchirmi lo faccio perché così lascio i soldi ai miei figli e dai miei figli ai miei nipoti. Ma una solidarietà verticale si verifica nel momento in cui la nostra generazione sa fornire le risorse alle generazioni di domani. Ed è quello che è venuto meno nel mondo di montagna, anche nel mondo di pianura. Ma la montagna ha delle specificità territoriali tali per cui questo rapporto con il territorio e con le risorse dovrebbe essere più sentito. Occorre una sensibilità in più, se vogliamo, al riguardo. Una crescita infinita in un sistema finito di risorse è impossibile. Non sono parole mie, ma sono parole che in diversa maniera sono state pronunciate da Mario Rigoni Stern, sono state pronunciate da uno dei più importanti geografi internazionali che è Eugenio Turri, sono state pronunciate da Giulietto Chiesa, sono state pronunciate da Mauro Varotto, autore di un libro che a mio avviso è una sorta di Bibbia per chi ama il territorio, non solo la montagna, ma per chi ama il territorio, Montagne di mezzo, che sancisce proprio quella necessità di porre la montagna in dialogo con le terre di pianura. E io ritengo che sia un libro che chiunque abbia a cuore la montagna e il territorio in senso lato dovrebbe leggere. E Mauro Varotto poi è anche il direttore del Museo di Geografia dell'Università di Padova, che registra dei dati che a mio avviso sono significativi, perché ad esempio il Museo di Geografia dell'Università di Padova punta il dito sul quello che viene chiamato l'Overshoot Day, cioè il giorno in cui tutte le risorse della Terra sono esaurite. Fa rabbrividire, perché nel 1987 quel giorno era verso la fine dell'anno, al 23 di ottobre. Nel 2019, ultimo anno nel quale è aggiornata la statistica, siamo al 29 luglio, per cui alla metà dell'anno noi abbiamo consumato tutte le risorse della Terra. Questo ci dice che stiamo vivendo in un modo che non è sostenibile. E se non ristabiliamo una connessione con la terra, se non ristabiliamo una connessione con le risorse, che per l'appunto non sono infinite, non andiamo da nessuna parte. Di quante terre avremo bisogno se tutta la popolazione vivesse come gli Stati Uniti? Di 5 terre, un pezzettino. Ma non è che in Italia vada molto meglio, perché se tutti vivessero come si vive in Italia, con gli sprechi che ci sono, avremo bisogno di 2 terre e mezzo. Allora voi direte, cosa possiamo fare noi in montagna, che è una briciola di fronte all'intera... Però bisogna partire dalle azioni concrete, dalle azioni in qualche modo che ci rendono, come dicevo prima, corresponsabili. Ecco, io non la tiro in lungo, ovviamente, mi fermo qui perché questa sera parleranno persone ben più importanti e più titolate di me e ci metteranno a disposizione riflessioni preziose per guardare al domani con un senso di fiducia, quella fiducia che forse abbiamo perduta.
Però ecco, io credo che se noi inseriamo una riflessione che ha a che fare con queste terre di montagna entro le dinamiche più vaste, come abbiamo visto adesso, ma soprattutto, e mi rendo conto che questo è difficile farlo, ma soprattutto entro le dinamiche che collegano in rapporto dialettico le terre alte con il mondo della pianura, questa è la sola strategia che ci può consentire di fornire un futuro degno di chiamarsi tale al mondo di montagna. Grazie. Grazie. L'ho spento, scusa. Grazie mille Luca per questa introduzione preziosissima, perché comunque hai cominciato a introdurre alcuni concetti fondamentali per proseguire con questa presentazione, ma soprattutto per diciamo, preparare poi la discussione, perché la cosa fondamentale è poi la discussione, il feedback che poi abbiamo rispetto a quello che diciamo, pensate rispetto alla nostra proposta. E partiamo proprio da questa brevissimo tratto di un'intervista appunto da parte di di Marco Paolini a Mario Rigoni Stern, che di fatto è il personaggio probabilmente più conosciuto anche a chi non vive le terre alte, a chi non vive i 7 comuni. E però già qua ci sono delle parole chiave: proprietà, amministrare, il C al posto di chi deve decidere, no? Come amministrare. È il sindaco, è l'ente, è il soggetto, o il C riguarda invece una collettività molto più ampia. Ecco, da qui io parto con la mia presentazione, perché come vi dicevo prima, io ho avuto questa fortuna poco più di un anno, ma Cristina comunque già prima di me era venuta spesso nei 7 comuni, e per cui già mi ha lasciato un'eredità e un'attenzione particolare per queste terre. Adesso siamo in una fase elettorale, tra l'altro vi dico vi segnalo anche la presenza di Erika Ceola, che è con me nel gruppo, diciamo, dei candidati per ADS della provincia di Vicenza. Anche lei come me molto appassionata di montagna, anche lei come me socia del CAI, per cui attenti, insomma, e veramente appassionati delle terre alte. E comunque anche Luana originaria da parte di mamma di Belluno, per cui anche lei, anche se veneziana, ma molto legata effettivamente alle terre alte, perché le terre alte hanno delle caratteristiche che sono comuni, hanno dei problemi che sono comuni, che poi si sviluppano e si concretizzano anche di posto in posto, ma hanno molte cose in comune. Io sono di Bassano, del Grappa. Quest'anno di frequentazione della regione di Venezia ho sempre avuto un'attenzione e sono venuto spesso qua nei 7 comuni. Perché? Perché ho cominciato a interloquire con tante persone che abitano e vivono i problemi, alcuni problemi veramente, diciamo, oserei dire cronici. È almeno da 50 anni, e abbiamo visto insieme ad alcuni di voi, 50 anni che si ripete un tentativo di rilanciare un certo tipo di politica, un certo tipo di amministrazione, un certo tipo di prendere in cura e prendere a cuore, no, e rilanciare alcune criticità che rimangono sempre in sospeso. Per cui ho detto, ho cercato di capire alcune criticità, ma nello stesso tempo ho cercato di vivere alcuni momenti di condivisione per far uscire dei contenuti importanti, dei temi che possono essere definiti manifesto dei 7 comuni. Ma questa è una cosa importante che voglio mettere in chiaro. Il manifesto dei 7 comuni non è di Renzo Masolo, non è di AWS, ma il manifesto dei 7 comuni deve essere, e io non sono un proprietario, ma sono solo un portavoce, cioè solo una persona che si impegna a portare a Venezia un certo tipo di esigenze, un'aspettativa, una volontà di cambiamento che può concretizzarsi col manifesto di 7 comuni, che non è politico, ma deve essere un'espressione, una voce di una comunità. Questo è il messaggio che volevo dare chiaro come preambolo. Alla fine cosa chiediamo? E su questo chiediamo anche, c'è dietro una comunità che chiede, e che è una comunità che vive il territorio perché ci vive, perché ci risiede,
ma è anche una comunità che lo vive il territorio, perché lo ama e perché lo frequenta. E anche questa è una visione che io sento fortemente mia. Io sono a Bassano, sono allo sbocco della Valsugana, allo sbocco in Val Brenta, che è fortemente collegato anche storicamente con i 7 comuni, ma anche chi vive a Pedescala o chi vive a Calvene è fortemente legato ai 7 comuni, per cui io non posso pensare che ci sono dei confini comunali o dei confini di area che possano definire qua è 7 comuni e fuori è altro. Io vedo che c'è un'unitarietà, una visione che può essere concretizzata e condivisa, prima di tutto con una provincia, che è la provincia di Vicenza, perché da un punto di vista amministrativo fa capo a questo, ma poi con una visione, e questo Luca l'ha detto chiaramente, perché nella storia dei 7 comuni il rapporto con Venezia è fondamentale, per cui c'è tutta una regione che è collegata a questo, ed è per questo anche che come consigliere regionale quest'anno ho sentito forte questo legame storico, ma anche amministrativo e politico. E qua parto con la prima domanda, che poi è il primo punto, il concetto di comunità. Perché se ogni politica non parte da un concetto di comunità, cioè da chi vive e capisce i problemi di questo territorio e se ne fa voce, non ci può essere nessuna politica efficace. E questo è il primo punto per noi politicamente fondamentale. E da questo bisogna partire, bisogna creare comunità, perché se non è stata creata comunità, e spesso, ma questo non solo nei 7 comuni, ma ovunque, può essere un vantaggio di chi fa un certo tipo di politica che non ha bisogno della comunità, perché in questo modo è più facilitato a prendere decisioni autonome. Su questo noi come visione politica lo contrastiamo, perché dobbiamo partire da una partecipazione, dobbiamo partire da ascoltare e sentire le proposte della gente, delle persone, unirle e farle interloquire con i portatori di interessi, che sono gli enti, che sono le aziende, che sono chi produce, chi lavora in quel territorio e chi lo amministra, e da lì far sintesi con il soggetto che in questo momento può incarnare questa missione, che può essere l'Unione Montana, però io ripeto e rilancio perché ci credo a quello che ha detto, cioè le proprietà collettive, le vicinie fanno parte della storia dei 7 comuni, per cui bisogna riprendere quel tema e riportarlo avanti, ripercorrerlo, però sicuramente non in un anno, ci vuole anni di percorso e di ricreare una storicità, una cultura, ma bisogna arrivarci. Vado avanti con le mie slide perché sennò non finisco più. Sono 7 punti come i 7 comuni. Qui. L'abitare è una sfida fondamentale. Perché? Perché anche qua ci sono tante criticità. Le seconde case, il consumo di suolo, che non riguarda solo la pianura, ma riguarda anche la montagna, perché se noi continuiamo a consumare suolo, soprattutto il suolo consumabile, che però può essere pascolo, che può essere punti di aggregazione, che possono essere percorsi di collegamento importanti, e costruiamo solo case, infrastrutture, strade e parcheggi, poi l'abbiamo finito il suolo, non ce l'abbiamo più. Ma abbiamo perso quella risorsa fondamentale che in questo posto è la natura, è l'ambiente. Per cui siamo attrattivi perché abbiamo la cosa più bella che abbiamo al mondo da offrire, cioè una natura meravigliosa, e ce la freghiamo svendendo e rinunciando al nostro territorio, al nostro suolo. Il muoversi qua nei 7 comuni è fondamentale e la cosa bisogna affrontarla con serietà. Perché? Perché abbiamo strade sicuramente sempre da mantenere col massimo efficientamento, io lo dico, e sono il primo che lo dice, soprattutto a chi, come in queste terre alte, deve ed è dipendente dall'auto, perché c'è poco da fare. Qua non ci si sposta senza auto. È anche vero come invece non è in pianura, dove nelle grandi città l'auto, se si organizzasse bene il trasporto pubblico, si potrebbe benissimo lasciare per sempre nel garage o anzi neanche acquistarla. Qua ci vuole l'auto. È anche vero che però possiamo sempre di più investire sul trasporto pubblico e su questo è importante. Questo è un impegno elettorale che noi abbiamo preso per tutto il Veneto. Noi abbiamo lanciato una sfida e abbiamo detto facciamo un progetto sperimentale, 20 milioni di euro. Sembrano tanti, non sono tanti 20 milioni di euro. Pensate che noi spendiamo ogni anno solo per le strade regionali 50 milioni solo per l'asfaltatura.
solo per la manutenzione delle asfaltature. Con 20 milioni di euro, 120 milioni li abbiamo spesi per la pista a bob che si usa 3 settimane, voglio dire, con 20 milioni di euro facciamo viaggiare gratis tutti i ragazzi, tutti gli studenti del Veneto. Questa è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione della mobilità che potrebbe interessare anche i 7 comuni, per gli studenti che devono fare i pendolari, che devono spostarsi, per le persone che magari non sono in grado, non sono più sicuri nel muoversi in macchina, ma che potrebbero benissimo salire nel pullman, tra l'altro inserendo magari dei pullman chiamata, perché no? Che possono garantire una mobilità, un'indipendenza maggiore per i ragazzi e per le persone anziane, e potrebbero dare indipendenza. Questo è legato non solo per i 7 comuni, ma per un progetto, per una visione di territorio veneto, regionale. Il tema dell'accogliere, ecco, su questo c'è tanto da fare, e su questo io riparto di nuovo dal concetto di comunità. Perché? Perché una comunità, se è una comunità che vive con una propria identità, è una comunità felice della propria identità, è una comunità accogliente di per sé, senza fare nessuna politica per il turismo, ma già questo prerequisito, cioè una comunità accogliente e coesa, è già attrattiva. E questo lo dimostrano tutti i posti in cui si va, qualunque paese, piccolo comune, e dove c'è una comunità che ha un'identità e che è coesa, ed è attrattiva solo per quello. Perché chi va dice: là mi accolgono, mi sorridono, mi raccontano una storia e io capisco che là c'è una storia. Ecco, questa è la sfida anche per i 7 comuni, al di là poi di tutto il progetto di marketing territoriale, il progetto che deve essere costruito insieme alla comunità, ma su questo posso far parlare persone molto più esperte di me. Io vado avanti con i concetti. Il concetto di benessere, che è un concetto che va oltre al concetto di salute e di sanità, perché il benessere non è solo essere sani, cioè non avere patologie. Il benessere è stare bene, è avere una qualità di vita alta, e questo è il nostro obiettivo. E questo lo possiamo fare anche con servizi sanitari efficaci, efficienti. Su questo io faccio l'esempio perché già Cristina prima di me, ma poi sono andato anch'io, e siamo andati a fare una visita all'Istituto Elioterapico di Mezzaselva. Tra l'altro io sono riuscito, insistendo, perché è stato anche difficile ottenere il permesso, sono andato a fare un sopralluogo, c'era anche qualche consigliere comunale che è presente in sala, ed è stato anche un piacere perché è stato un modo per conoscere e dire: beh, andiamo a capire insieme com'è la situazione. Ecco, in questo caso io ho visto un istituto che, se fosse oggi costruito nuovo, non basterebbero 20 milioni di euro. E abbiamo una struttura che è manutentata perfettamente, serramenti, mobilia, tutto, ed è là ferma, non utilizzata. Tra l'altro c'era stato fatto un tentativo anche di rilanciarla, ma attenzione, e io non ho nessun problema a fare le critiche, io ci metto la faccia. I tentativi di rilanciare una struttura devono essere fatti cercando di blindare questo rilancio, no mandando un privato allo sbaraglio e al suicidio sicuro, perché se la regione può blindare questo rilancio, perché può sostenere questo rilancio, perché ci crede, e non utilizzare questo rilancio come per dire ai cittadini: no, ci hanno provato, hanno fallito, dobbiamo venderlo. No, intanto non si parla di venderlo, ma si parla di svenderlo. Allora io vorrei capire perché bisogna svendere un bene quando si è fatto un concorso di idee con idee valide, tra l'altro con soggetti autorevoli che hanno partecipato a questo concorso di idee, e poi è stato dimenticato dentro un cassetto. E io ho fatto anche un'interrogazione in Consiglio regionale e mi è stato risposto: questa struttura deve essere ceduta solo a soggetti che porteranno avanti iniziative sociosanitarie. Però non mi è stato risposto niente. Quali iniziative? Per cui su questo noi battaglieremo ancora e vogliamo capire se è stato fatto tutto il possibile per rilanciarla oppure nulla per poter poi dire: no, bisogna venderla. Il concetto della sanità nei 7 comuni lo sappiamo.
deve essere un territorio che deve avere maggiore attenzione rispetto alla pianura. Perché? Perché i collegamenti sono più difficili, perché è più difficile raggiungere, soprattutto per persone fragili, con un'età avanzata o con famiglie con disabilità, portare i bambini, i parenti, i genitori alle cure. Per cui bisogna rinforzare fortemente l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, oppure mettere i famosi infermieri di famiglia. Ne abbiamo 2 a Marostica, ma perché non ne abbiamo qua in Altipiano che sono ancora più utili? Per cui la neuropsichiatria infantile deve essere fortemente sostenuta, perché anche in questo caso, primo, i genitori fanno fatica a spostare i bambini con disabilità rispetto alla pianura. Secondo, ci sono meno strutture private, perché anche questa fregata che noi abbiamo in pianura, dove continuano a investire sulla sanità privata, e per cui i genitori disperati non fanno le visite di neuropsichiatria infantile, non possono darci le cure, allora siamo costretti ad andare in privato. Qua è ancora più difficile, perché non ci sono tante strutture private, per cui a maggior ragione bisogna sostenere. Ecco. Non mi dilungo sul discorso sanità, però ecco, una cosa che non accettiamo è che venga tenuta conto il tema di Mezzaselva come ricatto di dire, no, ma se no rinunciamo all'ospedale di Asiago. Anche questo hanno avuto il coraggio di fare. Ma cosa c'entra? L'ospedale di Asiago ha una sua storia, ha una sua valenza, ha un suo ruolo. Mezzaselva ne è un altro. Cerchiamo di capire e fare tutto il possibile per capire se ci possono essere progetti validi per portarlo avanti. Vado avanti perché sennò non finisco più, però scusate, ma mi faccio prendere da questa cosa, perché sono temi che veramente sento fortemente. L'economia dei 7 comuni non può basarsi solo sul turismo, anche se il turismo, lo sappiamo, è forte, ma il turismo è la prima industria del Veneto, lo sapete? La prima industria del Veneto è l'industria turistica, se vogliamo chiamarla come indotto, no? Per cui sicuramente anche i 7 comuni puntano sul turismo, ma è un turismo da rivedere. Qua si parla chiaro, favorire la destagionalizzazione del turismo e il radicamento delle imprese sul territorio, promuovendo artigianato, agricoltura, nuove filiere locali per contrastare spopolamento e pendolarismo forzato. Questa è una sfida fondamentale per noi di EWS, cioè dare opportunità occupazionali, imprenditoriali e attrarre lavoratori e speriamo anche nuove realtà familiari, nuove famiglie che vengono e non fanno i pendolari, ma vengono perché vogliono abitare i 7 comuni. Su questo poi diremo anche, Cristina, se poi puoi dirlo tu, così ti cedo un po' di tempo, scusa, anche perché te lo meriti il discorso delle cooperative di comunità, che è un'opportunità fondamentale per l'economia, perché e vi spiegherà poi la legge che lei ha avviato e che io sono riuscito, insistendo, a far approvare all'unanimità. Il tema della coesione, ecco, questa è fondamentale, e qua vado alla conclusione. Formazione, sport e continuità generazionale. Ecco, il tema dei giovani, soprattutto nei 7 comuni, è anche questo un tema prioritario, fondamentale, perché qua si crea una comunità che fa sentire i giovani a casa loro, fieri di essere qua e non con il desiderio di andare via il prima possibile. Per dire, i giovani va bene se vanno via, ci mancherebbe, anzi, possono andare a fare esperienze lavorative, di studio, di viaggi per il mondo, ma per crescere personalmente, per capire altre culture e poi ritornare a casa e dire, io qua, questa è la mia casa, queste sono le mie radici e io lavoro per aumentare, per migliorare la mia comunità, però bisogna dargli dei mezzi perché possano essere qua. Allora, attraverso l'investimento della scuola, attraverso l'investimento e il creare punti di aggregazione, soprattutto quando le comunicazioni e i trasporti sono difficili, no? Possiamo trovare delle soluzioni. Attraverso uno sport che deve allontanarsi sempre di più dall'investimento di sport invernali. L'ha detto chiaramente Luca, cioè fra 10 anni non c'è più neve, qua non nevica più, ma non avremo neanche le temperature per fare quella artificiale, per cui investiamo milioni di euro per fare nuove piste, per fare nuovi bacini, per fare nuove strutture, ma non c'è
Ma questo non siamo noi che vogliamo portare sfortuna, non vogliamo essere i gufi, no? Ma è così, lo dicono le evidenze scientifiche, quelle che i negazionisti climatici, soprattutto della maggioranza del Consiglio regionale, perché io sono stato testimone che quando noi portavamo all'attenzione il problema dei cambiamenti climatici, ci hanno derisi continuamente dicendo ma non è vero, non è nulla vero, continuiamo a insistere, continuiamo a produrre CO2, continuiamo a costruire infrastrutture. Non è così. Per cui su questo è fondamentale. E poi concludo sui giovani, perché il tema dei giovani è il tema del malessere di tanti giovani, perché ci sono tanti giovani, e sempre di più, che sono preoccupati per il futuro, perché comunque non vedono certezze, da tanti punti di vista, per il discorso della guerra, per il discorso dei cambiamenti climatici, l'ecoansia. Tanti, io parlo di ecoansia, si mettono a ridere, certi rappresentanti politici si mettono a ridere, c'è anche l'ecoansia. No, ma io dico, ma in che mondo vivete? L'incertezza e la depressione che prende tanti giovani per l'insicurezza del lavoro, di un lavoro fisso, di un costruirsi un futuro, una famiglia, di poter acquistare la casa. Ecco, su questo bisogna dare certezze a loro, bisogna dare i mezzi e anche supporti psicologici. Anche su questo ci siamo presi tante derisioni, e adesso Stefani viene fuori con lo psicologo di famiglia, no, dice i giovani hanno bisogno di psicologo, ma questo è da anni che lo diciamo, anche dello psicologo scolastico. Ecco. Per cui ho cercato di elencare questi punti dicendo che abbiamo tanto da fare qua, ma abbiamo le idee chiare. Abbiamo le idee chiare e abbiamo anche le idee chiare da un punto di vista di bilancio, perché concludo con questo, perché prima ho parlato con una persona che dice sì, però bisogna sostenere, mi ha fatto l'esempio delle malghe, no? Sempre più malghe si stanno abbandonando, no? Ma il problema delle malghe non è il problema delle predazioni, fosse quello. Il problema delle malghe è che la politica non ci crede e non le sta sostenendo e le sta prendendo in giro, perché sta cambiando la narrazione. Ma se la Regione Veneto è in grado di dare con 37 milioni di euro di contributi per il Prosecco, 37 milioni di euro, ma volete dirmi che se ci crede e politicamente noi ci crediamo, non possiamo spostare un po' di milioni di euro, qualche milione di euro per il sostegno delle malghe, come soggetti che possano garantire il nostro paesaggio montano, prima di tutto paesaggio che stiamo perdendo, perché se non teniamo i pascoli, i boschi, in una decina d'anni li hanno già conquistati tutti e poi li abbiamo persi per sempre, perché non è che poi si va là e si tira sugli alberelli. Bisogna investire soldi, non si può puntare sul volontariato, bisogna investire soldi perché il paesaggio è un bene comune, è un bene di tutti noi, e rende i nostri territori attrattivi, dà ricchezza ai nostri territori. Per cui meno prosecco e più pascoli e più malghe che poi creano occupazione, perché facciamo formaggio, perché facciamo prodotti tipici, perché accogliamo i turisti, perché sosteniamo l'escursionismo, perché sosteniamo un turismo sano e sostenibile. Grazie. Che slogan, Renzo, con che slogan concludi questo intervento appassionato, perché lo vedete quanta passione c'ha Renzo dentro il corpo, dentro le sue vene. È entrato dopo di me in consiglio regionale, ma devo essere sincera, è stato un acquisto prezioso perché anche con voi, anche qui nella connessione tra Bassano e l'altopiano dei 7 comuni, Renzo ha saputo fare quello che io da Lunigo facevo davvero un po' fatica a generare, però con il cuore ci siamo trovati nel momento in cui abbiamo anche insieme discusso prima ancora dell'entrata in consiglio regionale del diritto all'abitare anche nelle montagne. Io me ne sono occupata dalla Lessinia al Bellunese anche in relazione alle Olimpiadi, insomma saprete un po' come si sta evolvendo la situazione
e lì avevamo organizzato anche una serie di proposte insieme con tutta Europa Verde nel bilancio regionale, proprio con una strategia specifica e anche le risorse che avevamo trovato, ma hanno deciso di non stanziarle la maggioranza, proprio per cercare di sostenere chi decideva di rimanere, i giovani che decidevano di rimanere e i giovani che decidevano di tornare in montagna a viverci. Ma attenzione, ben consci che non si vive soltanto in questi territori, ma da un punto di non bisogna trattarli soltanto come dormitori, ma ci si vive costantemente e si ha bisogno ovviamente di essere messi nelle condizioni di poterci vivere. Allora avevamo puntato anche verso un sostegno specifico di finanziamenti per i servizi in montagna, servizi per l'infanzia, servizi per la presa in carico sanitaria e lì le connessioni per quanto riguarda l'ospedale pediatrico, l'istituto elioterapico di cui farò cenno nel mio intervento, perché in realtà grazie insomma a Manuel Baù e ad altri ci siamo appassionati di questo istituto, ci siamo voluti venire a visitare, a vedere con i nostri occhi, ne abbiamo parlato tante volte in Consiglio regionale perché abbiamo presentato diversi atti ispettivi e ne abbiamo parlato in aula anche incalzando quando le risposte non ci venivano date dalla maggioranza e anche ricordando a chi aveva fatto le promesse in campagna elettorale ed era in maggioranza e poteva realizzarle, che doveva mantenere la parola data. E noi dalla minoranza abbiamo cercato davvero di portare questo tema al centro, però per riportare al centro il tema dei servizi in questo territorio e servizi che però non finiscono soltanto nell'erogazione pubblica di servizi, non finiscono soltanto quando si parla anche di trasporto pubblico, ma servizi che possono essere strutturati anche attraverso imprese di comunità, cooperative di comunità. Noi abbiamo presentato come Europa Verde questo bellissimo progetto di legge che stava per andare al voto proprio nel momento in cui c'era il passaggio di consegne, no? Diciamo il passaggio elettorale europeo, sono dovuta andare a Bruxelles e il problema è che se non ci fosse stata una persona come Renzi quel progetto di legge lì si sarebbe incagliato, perché avevamo l'accordo minoranza-maggioranza per farlo passare e si sarebbe incagliato perché perché ovviamente altri avevano forse un po' meno interesse di portarlo avanti e quindi davvero un grande grazie e un applauso, devo essere sincera anche a Renzo che è riuscito nell'impresa di recuperare per i capelli questo strumento, ma perché non so se vi rendete conto di che razza di strumento prezioso è. Le cooperative di comunità sono strumenti di impresa non soltanto di tipo sociale, perché anche in regione pensano che la cooperazione sia soltanto di tipo sociale e sanitario, eccetera. No, è attività di impresa che può essere turistica, può essere di artigianato, può essere agricola, può essere di gestione di beni del territorio, da strutture sportive fino a strutture che possono essere trasformate, per esempio in alloggi diffusi, eccetera, per dare la possibilità, uno, di riattivare servizi utili per la società. Un esempio è nel Bellunese la riapertura di un piccolo supermercato, di un piccolo market locale che era andato chiuso perché ovviamente era andato in pensione il proprietario e nessuno aveva avuto la forza anche economica di prenderselo sulle spalle. La comunità intera ha costituito una cooperativa di comunità, ha generato questo, lo gestisce decidendo insieme alla comunità che cosa prendere, da dove prendere, eccetera, e dà lavoro a persone della comunità e quindi una generazione di possibilità economica anche di lavoro per chi vive in quel territorio e viene riattivato un servizio in questo caso essenziale e sostanziale come per esempio appunto un piccolo supermarket in un comune in cui nessuno avrebbe fatto l'investimento di andarne ad aprire un altro, oppure anche di servizi di tipo sanitario, sociale dedicati, ecco, per cui questo è uno strumento che è in mano a voi, in mano a noi, anche in mano alla mia comunità rurale, per riattivare cose che nel nostro territorio mancano o per cercare di fare quadra su determinate necessità, esempio una gestione sostenibile del turismo di cui prima si è parlato. In Italia ci sono tanti esempi di cooperative di comunità che hanno vita da diversi anni, addirittura decenni. C'è il bisogno, in particolar modo, uno, di farle conoscere, ed è il problema sostanziale dell'applicazione di questa legge, due, di cominciare a dare un primo input economico per sostenere l'avvio di queste comunità, di queste imprese di comunità, proprio per consentire di affrontare i primi costi
no? I primi costi che sono quelli che molto spesso bloccano progetti comuni, no? E quindi questo è stato l'impegno che abbiamo cercato di dare accanto alla esigenza di una strategia dell'abitare, di una strategia per le politiche sociali e sanitarie. Di montagna, di altopiano, eccetera. Perché ce ne siamo occupati noi come Europa Verde in Consiglio regionale? Perché ci siamo occupati anzitutto del problema della gestione dei nostri boschi e delle foreste. Ci siamo occupati dell'istituto eleoterapico e dopo vi parlerò anche di questo in connessione a quello che sto facendo in Europa. Ci siamo occupati di ospedali, di servizi ospedalieri, di pediatria. Ci siamo occupati ovviamente del VAIA e delle conseguenze di VAIA in termini di gestione dell'emergenza, ma anche della gestione del bosco successivamente e di bostrico ho parlato anche in Parlamento europeo, e quindi ringrazio anche i cittadini dell'Altopiano, Beppa che vedo qua presente eccetera, che mi hanno accompagnato a vedere sia il post VAIA ma anche poi i passaggi successivi, che cosa stava capitando successivamente. E quindi se c'è qualcosa che unisce molto me e Renzo è che dobbiamo toccare con mano essenzialmente, dobbiamo vedere, magari facciamo meno rumore rispetto ad altri, ma siamo un po' una foresta che cerca di far crescere anche altre piante, no? Per cui bene anche ad Erika qua presente, Erika Ceola, vedo Paola presente, e vi ringrazio tantissimo e vi invito a conoscere questi nostri candidati. Io lo faccio di cuore perché so quanto è difficile decidere di mettersi in gioco. Però abbiamo bisogno davvero, ammetto che non è vero che sia tutti facilmente sostituibili, la buona volontà non è sempre facilmente sostituibile, anzi l'abbiamo visto anche in regione. Detto questo, passo a quello che significa l'esperienza del vostro altopiano, del nostro altopiano in relazione all'Europa. Che cosa sta capitando lassù? Perché foreste, istituto eleoterapico, ospedale, servizi per i cittadini dell'altopiano, politiche dell'abitare, tutto quanto alla fin fine riconduce a delle strategie che in realtà stanno molto a cuore alle istituzioni europee, un po' meno ai politici, ma alle istituzioni europee stanno molto a cuore. E in tutti gli atti che io ho affrontato in questo primo anno, a parte i 3 mesi di stop che mi sono presa per maternità, perché ho avuto una bimba l'anno scorso, in tutti i mesi che ho trascorso tra su e giù, tra Italia, Bruxelles e Strasburgo, mi sono dedicata ad un tema che racchiude un po' tutte queste politiche sociali, politiche sanitarie, politiche per l'abitare, politiche per lo sviluppo di impresa, ed è la politica di coesione. Ne avete mai sentito parlare? È un parolone, eh? Ma in realtà la coesione, che ha esattamente il significato citato prima da Renzo, cioè cercare di mettere insieme, no? Di generare unità tra diverse politiche. E la politica di coesione europea è uno dei 3 pilastri sostanziali del bilancio, no? Quindi una caterba di soldi vengono stanziati per questo tipo di politiche e mette insieme politiche di diversa natura. Politiche per le piccole e medie imprese, okay, per cui tagliando fuori le grandi imprese, per lo sviluppo, per generare nuove strategie anche in relazione alla crisi climatica e alla necessità di abbattere i costi energetici, gestire meglio le risorse naturali. Poi mette insieme anche la politica della prevenzione in relazione al territorio, per cui la buona gestione in prevenzione a fenomeni meteorologici avversi, all'aumento delle temperature, eccetera. E poi in realtà la politica di coesione racchiude in sé il senso economico, cioè la base, il fondamento dei soldi che arrivano alle regioni per sviluppare politiche sociali. Tutto praticamente della politica sociale della regione del Veneto viene fatto attraverso i fondi europei e viene fatto per esempio per garantire servizi per bambini, giovani, donne, quindi parti della società particolarmente in difficoltà magari nella gestione di alcune tipologie di servizi per l'infanzia, presa in carico sociale e sanitaria di donne in difficoltà, eccetera. E quindi qui nella politica di coesione vedevo la possibilità, anche in relazione alla strategia sociosanitaria, di poter investire risorse europee per riuscire a generare un percorso come quello proposto dal famoso think tank, dal famoso percorso di proposta fatto e partecipato da autorevoli parti anche di questa comunità,
no? E quindi poter pensare che la regione decidesse di utilizzare almeno parte di quei fondi, mettendoci dei propri, per aprire questo istituto verso servizi utili alla comunità e servizi utili a parti della comunità veneta che potevano trarne beneficio, no? Sia per esempio del mondo della disabilità, ma anche del mondo delle difficoltà respiratorie. Pensiamo alla difficoltà di presa in carico sanitaria specie dei più piccoli, anche in relazione all'inquinamento diffuso dell'aria gravissimo che sta peggiorando le condizioni di salute, ma poi anche per inserirci spazi per la presa in carico del territorio, della salute e dei servizi per i cittadini del territorio. Il problema è che tutto questo tipo di servizi sono stati messi sono in estrema difficoltà e sono sotto attacco. Questo tipo di politica, la politica di coesione, è la prima politica che è stata attaccata dalla Commissione von der Leyen per drenare risorse, prendergliele e destinarle invece per la difesa. Sapete del famoso piano di riarmo? Poco si parla del fatto che ogni piano di grande riarmo provoca un'escalation militare. Invece si pensa a livello europeo, il messaggio è: se mostriamo la forza gli altri hanno paura di noi. La storia e anche la filosofia ci insegnano ben altro. Detto questo, io ho voluto prendermi, siccome sono in commissione agricoltura perché la mia vita ho scelto la terra anche come mia attività professionale, diciamola, no? Come agricoltrice. Sono in commissione affari regionali, cioè quella che si occupa dello sviluppo regionale, proprio per l'esperienza regionale che ho avuto, e poi sono in commissione petizioni, che magari vi potrà essere d'aiuto se verificaste nel vostro territorio una violazione di una norma europea da parte di qualsivoglia istituzione o realtà. Eventualmente sentiamoci. E siccome sono nella commissione affari regionali, lì dentro passa tutta la politica di coesione. E allora lì mi sono detta, tra tutti i miei colleghi verdi del gruppo verde, mi sono detta io voglio dedicarmi alla coesione perché so che cosa ha generato nel mio territorio in termini di investimenti, di possibilità, eccetera. Devo preoccuparmene. E mi sono messa proprio negli scorsi mesi, ho passato 5 mesi a discutere ogni giorno per difendere questa politica da questa azione, per spostare risorse per il piano riarmo, per aprire questi fondi all'accesso e agli investimenti per grandi imprese che operano nella difesa. La prima in Italia è Leonardo, ok? Noi siamo di fronte a questo violento drenaggio di risorse verso attività di impresa del mondo del tech, quindi della digitale, dalla AI a tutto il resto, del mondo della produzione di armi, di sistemi di difesa, di software, eccetera, che non hanno bisogno in questo momento di risorse pubbliche per fare investimenti, perché hanno già una buonissima copertura, hanno aumentato la propria capacità e il proprio utile netto nell'ultimo anno e mezzo in maniera drasticamente importante. Addirittura qualcheduno dice del 100%, dichiara del 100%. Capiamoci che non c'è bisogno lì dell'emergenza di utilizzare i soldi che servono per politiche straordinarie come queste per questo tipo di iniziative. E quindi ecco, ho dedicato questi ultimi 5 mesi a cercare di difendere ogni lato di questa politica. Ad oggi siamo riusciti parzialmente in questa impresa, con purtroppo un'apertura grandissima scelta dalla maggioranza, fatta dai partiti di estrema destra, così come di centrodestra, e così come purtroppo anche col sostegno di alcuni partiti di centrosinistra. Noi Verdi e anche la parte di sinistra italiana, invece a livello europeo ci siamo estremamente opposti a questo tipo di politiche. E quindi ecco, ho passato e quindi ammetto che l'occhio europeo lo vedo cercando di raccontare e cercando di pensare a come di raccontare che cosa si è fatto per salvaguardare queste risorse, e nel frattempo cercare come nel complesso sistema di regolamenti è possibile salvaguardare ancora fondi per questi obiettivi. E oggi invece si apre una sfida nuova. Apro una parentesi, anche mi sono occupata di politiche rurali, in cui abbiamo finalmente deciso insieme che per occuparsi di strategie economiche nelle aree rurali bisogna occuparsi del benessere dei cittadini nelle aree rurali, quindi delle donne, garantendo l'accessibilità per esempio ai servizi sanitari e sociali,
Voi vi rendete conto di quanto una donna che mediamente una donna spende 2 ore in un'area rurale, spende 2 ore e mezza di macchina per arrivare al primo servizio di presa in carico per le patologie tipicamente femminili, dalle patologie tumorali fino a quelle anche più nascoste come quella dell'emicrania, no? Nei centri cefalee, eccetera, eccetera. Capite che chi abita nelle zone montane ancora di più deve fare questa fatica. E come fa a gestire magari la sua azienda agricola, biologica perché tipicamente sono prevalentemente femminili, come fa nel frattempo a gestire l'equilibrio familiare e il costo magari anche del suo lavoro da caregiver, quindi un lavoro di fatica e gratuito per la presa in carico di tutta la sua famiglia o magari anche di situazioni di non autosufficienza. Ecco, queste sono le problematiche che ho cercato di affrontare in più. E infine, come Europa Verde, come AVS, come Verdi in Europa, oggi stiamo aprendoci ad una nuova battaglia, quella del bilancio europeo, che dovrà appunto difendere ancora di più funzioni e fondi come quelli di coesione o come quelli di una strategia politica agricola comune anche per le aree montane, di mercati nuovi a livello regionale e locale destinati proprio alle piccole e medie imprese che mantengono il territorio anche montano, che sono anche quelle che garantiscono i servizi per le comunità, che vengono detti servizi ecosistemici, che per esempio garantiscono che il terreno non ci crolli sotto i piedi, no? non frani sotto i piedi, che l'acqua venga gestita bene, che venga incanalata e poi accumulata nelle nostre falde. Ecco, tutti questi servizi fatti dall'agricoltore, stiamo sviluppando progetti per proporli nelle prossime politiche europee con grande fatica, perché c'è un posizionamento molto conservatore di uno status quo che poi qual è? Non è quello delle piccole e medie imprese agricole, ma è quello delle grandi coltivazioni intensiva, che non è tipicamente di questi territori. Ma noi ci apriamo alla grande discussione del prossimo bilancio e ci serve movimento anche territoriale, ci serve lo sviluppo, il vostro sostegno con movimentazioni, con lettere anche da parte dei comuni montani verso la Commissione europea, verso il Parlamento italiano, verso il nostro il governo italiano, perché difenda la politica di coesione, non faccia mettere i piccoli agricoltori contro i piccoli comuni, contro i lavoratori, così come sta facendo la Commissione europea, unificando tutti i fondi e mettendoci alla fin fine a fare la guerra gli uni con gli altri, per rendere più facile a livello nazionale la destinazione di fondi, non più per queste politiche elencate anche nel piano per la montagna raccontatoci da Renzo, ma per appunto progetti di difesa e grandi progetti di grandi infrastrutture. Ecco, è difficile raccontarvi che cosa sta capitando in questa istituzione, ma è molto facile lanciarvi un messaggio. Da queste scelte derivano davvero i fondi per i piccoli comuni, la sopravvivenza delle iniziative che ogni singolo comune può realizzare, dalla mobilità fino alla gestione appunto dei servizi sociali a livello locale, deriva dalla vitalità di questi fondi. E quindi io oggi colgo l'occasione non soltanto per dirvi quanto difficile è cercare di lavorare in questo contesto, ma per raccontarci che possiamo avere delle strategie per fare cose buone all'interno della regione, se e solo se cominciamo davvero a dire ai nostri rappresentanti italiani dal nostro Veneto, dal nostro territorio, che guai a voi se distruggete le uniche politiche che stanno dando manforte e respiro al territorio e alle zone rurali e alle zone marginali, alle terre alte. Per piacere, fatevi anche voi portavoci e amplificatori di questo messaggio, perché non è possibile che abbia più forza del cittadino, delle comunità che rappresentano, i lobbisti che invece entrano all'interno delle nostre istituzioni europee in maniera sfacciata, richiedono soldi, li ricevono perché magari garantiscono fondi per le campagne elettorali e invece non si tenga in conto, non si tenga il rispetto di quanto si viene poi a proclamare all'interno del territorio. Oggi è l'occasione per sostenere chi ha scelto di non fare questo tipo di politica e ha scelto di non farlo in relazione in questo caso al percorso regionale,
ma oggi è anche l'occasione per renderci conto di quanto sia subdolo questo terreno e di quanto ci sia bisogno di onestà intellettuale che noi tutti dobbiamo richiedere ad ogni candidato e ad ogni eletto, per cui da questa sala uscite sicuramente con 2 cose. 1, persone affidabili a cui potete affidare il futuro della regione, che si impegneranno ancora di più per connettere bene questa terra con le politiche scelte a Venezia, che non vengano scelte realmente a Venezia, ma che vengano ispirate da questi territori. 2, con la consapevolezza che abbiamo tutti una responsabilità. Noi quella di essere trasparenti nei vostri confronti e raccontarvi il più possibile di quello che facciamo e raccontarvi delle opportunità che possiamo generare insieme, ma voi avete una responsabilità nei nostri confronti per scuoterci e mantenerci con i piedi per terra, perché purtroppo in quel contesto europeo vedo ancora di più quello che vedevo in Consiglio regionale, dove non c'è un progetto che può portare un ritorno da un punto di vista elettorale, non c'è attenzione, e purtroppo le politiche montane hanno sempre subito questo grande scotto. Riappropriamoci della nostra dignità e della dignità di questo tipo di politiche, e quindi vi auguro buon lavoro e spero che questo sia soltanto l'inizio di una nuova regione. Grazie a Renzo per il suo lavoro e anche per la proposta politica così chiara, sintetica, però molto chiara e molto promettente, che mette direttamente in connessione la comunità, tante volte nominata oggi, e tu in questo caso, o chi come lavoro politico propone di essere portavoce di questa comunità. Grazie a Cristina Guarda. Cristina Guarda è da alcuni anni in Europa Verde e credo di essere stata la prima di Europa Verde che ha guardato a lei come ad una possibile leader di Europa Verde, come in effetti è diventata. Grazie. E è riuscita, in base alle sue competenze, in base anche alla fiducia che ha saputo suscitare in noi e in voi e in tanti altri, è riuscita a essere anche la nostra portavoce in Europa, e dite se è poco. Lo dico qui perché dovete sapere una cosa, vi confesso una cosa, che noi siamo in circoscrizione nord-est come Europa, no? Sapete, quindi c'è il Trentino Alto Adige, c'è il Friuli Venezia Giulia, c'è l'Emilia Romagna e c'è il Veneto. Ebbene, in tutti questi anni di cui io ho ricordo, che non sono pochi, è sempre l'Alto Adige che ha eletto un proprio rappresentante. Quindi il fatto che invece il Veneto con Cristina Guarda sia riuscita a portare la nostra voce in Europa, per noi è una grande soddisfazione, ovviamente senza nulla togliere ai cugini sud tirolesi a cui vogliamo molto bene, con cui lavoriamo sempre. E grazie anche a Luca Trevisan, perché la sua introduzione ha creato il contesto in cui noi vogliamo radicare e nutrire la nostra politica. E vedete, qua siamo 3 persone, 2 donne e un uomo, e che io sono a livello nazionale, ho la responsabilità di essere capogruppo di Alleanza Verde e Sinistra. Cristina, l'abbiamo già detto, la nostra europarlamentare, e Renzo Masolo è il nostro consigliere in consiglio regionale. Quindi concretamente noi rappresentiamo una forza, c'è poco da dire, rappresentiamo una forza che vogliamo giocare al meglio, ma per giocarla al meglio, nonostante insomma, che noi siamo persone che studiano intanto, che leggono le carte,
che non si accontentano dello slogan e dell'approssimazione. Ma non sto parlando di noi qui, io parlo perché come capogruppo posso garantire che tutte e tutti i miei colleghi sono davvero sempre sul pezzo, non soltanto per il comunicato veloce, ma proprio perché vanno a fondo. Stiamo facendo un lavoro adesso pazzesco sulla finanziaria che adesso comincia l'iter, comincerà al Senato, poi passerà alla Camera, si chiuderà probabilmente il 30, abbiamo calcolato il 30 di dicembre, è un lavoro enorme perché dentro le pieghe del bilancio si nascondono proprio i trabocchetti, no? E quindi bisogna leggere articolo per articolo, guardare l'allegato per l'allegato, vedere le cifre e poi noi abbiamo ovviamente anche la nostra alternativa, che è un'alternativa in parte importante, condivisa col centro-sinistra, ma che è anche molto sui nostri temi, che sapete sono quelli della giustizia ambientale e della giustizia sociale. Ecco, perché ho premesso questo diciamo, lavoro che stiamo facendo sulla finanziaria? Perché, vedete, lì ci sono delle partite grossissime rispetto a cui noi stiamo facendo delle lotte, direi furibonde. Il nostro diciamo, portavoce Angelo Bonelli in particolare, per esempio, sulle grandi infrastrutture costosissime come il ponte sullo stretto di Messina, che viene a costare 14 miliardi. Voi sapete che proprio ieri l'altro la Corte dei Conti ha bloccato, per ragioni che noi abbiamo sollevato e sono molto fondate, ve lo assicuro, ha bloccato questo progetto che a nostro giudizio non solo è illegittimo, ma abbiamo anche il progetto dovesse comunque, come probabilmente succederà, riprenderlo e portarlo avanti, di andare alla Corte di Giustizia europea, perché veramente sarebbe un'altra di quelle scelte governative davvero non soltanto irresponsabili, no? E pensate che Salvini era contrario al ponte sullo stretto quando era leghista, ma adesso che è diventata una cosa un po' confusa e anche forse per altri motivi, che non sto qui per non prendermi magari qualche querela, ecco. Allora, pensate cosa si potrebbero fare qui in questo territorio con questi miliardi. Ma noi abbiamo comunque il nostro Veneto per le montagne, e non soltanto il Veneto va detto, per le Olimpiadi famose, comunque avuto a disposizione abbiamo a disposizione, spenderemo 7 miliardi, di cui 5 in infrastrutture sportive e soprattutto strade, autostrade, collegamenti, viadotti e così. Ecco. Quindi devo dire che i soldi ci sono, non è che noi siamo uno Stato ricco e la Regione Veneto per le Olimpiadi ha già speso una barca di soldi e ha accantonato 100 milioni per coprire gli eventuali deficit dell'organizzazione che sicuramente la società, la Fondazione Milano Cortina, si sa già di sicuro, produrrà. Ecco. Allora, torniamo al discorso della montagna e della comunità. Come discorso della montagna, voi sapete che all'inizio di settembre si è concluso l'iter della DDL, del disegno di legge, sulla montagna, che è stato un'altra di quelle opportunità perse
perché una montagna, è il caso di dire, che ha partorito un topolino. Cioè, praticamente si è fatto l'elenco, no, delle necessità, dei bisogni delle terre alte, a livello nazionale ovviamente, si è pensato ad una cifra modestissima, ed è uno dei motivi per cui noi abbiamo votato contro, di 200 milioni, e poi diciamo una strategia vera sulla montagna non è stata prodotta, perché voi sapete meglio di me, l'abbiamo anche illustrato, l'avete anzi illustrato oggi, i problemi sono quelli di cosa significa al presente vivere in montagna, cosa vuol dire mettere su un'impresa in montagna, mettere su famiglia in montagna, invecchiare in montagna e cos'altro ancora, passare il tempo libero in montagna. Ecco, allora la montagna, se penso poi, non voglio neanche entrare nel merito delle Olimpiadi perché altrimenti ci portiamo fuori terreno, no? La montagna ha bisogno di ripensare se stessa, mantenendo la relazione forte con le proprie radici. Voi poi qui avete anche la fortuna di avere una storia, di avere una lingua, di avere delle radici fortissime, però non è che noi possiamo solo celebrarle, dobbiamo riattualizzare questa cosiddetta identità che non può essere mobile. L'identità immobile, secondo me, è anche pericolosa. L'identità va sempre reinventata, rimpensata, appunto, riattualizzata, no? Ecco, io che, come diceva Renzo, ho la mamma che è montanara, no? È nata in montagna, in un piccolo paese vicino a Belluno, ma anche la mamma di mio papà era di un altro paese vicino a Belluno, quindi io ho passato la mia infanzia e sono stata nutrita, insomma, col latte materno e forse anche con la sua lingua, il suo dialetto. Da chi ha vissuto, vi assicuro che è un amore per la montagna che mia madre adesso ha 96 anni non ti lascia più, anzi man mano che vai avanti con gli anni, sapete che c'è una specie di reverti in uterum, no? Come diceva Orazio, cioè di tornare indietro, e un affetto che diventa quasi morboso, che diventa quasi un tormento, perché poi la montagna è anche faticosa da vivere, ecco. Allora c'è questo aspetto qua, però le comunità di montagna adesso non appartengono alla comunità originaria, e questo che io, leggendo il tuo ecco, e appartengono a chi in parte importante? Anche a coloro che hanno e vivono con la seconda casa qui. E io che ho molto riflettuto su questo aspetto, devo dire che mi sono lasciata molto molto influenzare da un sindaco della Val Soldana, dove vado io insomma da tanti anni in vacanza, perché egli ha costituito un'assemblea, una realtà che non è istituzionalizzata ma molto interessante, di proprietari e proprietari o comunque di frequentatori di seconde case. Perché vi dico questo? Perché questo delle seconde case non possono essere fruitori irresponsabili e staccati dalla comunità. Si devono assumere pienamente la corresponsabilità, altra parola che dicevamo, la corresponsabilità di questa terra. Non possono succhiare, devono dare. È vero che contribuiscono, perché voi sapete che le imposte della seconda casa
anche sostengono, no, le risorse comunali. Ma non basta questo, bisogna che ci sia, secondo me, ecco, questo io, per il discorso di una comunità, quindi larga, corresponsabile, che non che si debba dare il voto alle seconde case, per carità, però coinvolgerli nelle scelte, anche perché spesso sono persone, almeno, ecco, vi faccio un esempio e dopo anche chiudo. Quest'estate, il 20 luglio, me lo ricordo perché era una giornata particolare, io sono stata invitata a San Vito di Cadore. Sapete perché? A San Vito di Cadore stanno facendo uno di quelle infrastrutture veramente spaventose, sempre in funzione dei giochi Cortina. No, sono là dai giochi olimpici del 2021, non hanno ancora finito, non finiranno, eccetera, eccetera, no? Ecco, gli abitanti si sono costituiti in comitato e sapete cosa è successo? È successo che sono stati denunciati dal comune di San Vito e con una richiesta, allora bisogna dire c'era il commissario, perché era commissariato il comune in quel periodo, e gli hanno chiesto un risarcimento del danno di 170.000 euro. E poi anche il comune di Cortina ha denunciato lo stesso comitato richiedendo un risarcimento del danno altrettanto importante. Il primo per fortuna è caduto perché hanno vinto la causa, il secondo è ancora aperto, ma il comune di Cortina ha speso una barca di soldi per gli studi degli avvocati, capite? Per cosa? Per impedire a dei cittadini, quindi l'espressione di una comunità, di esprimere il proprio dissenso rispetto ad una decisione calata dall'alto, capite? Ecco, questo possiamo dire, della querela, della denuncia temeraria, è una modalità del potere attuale per bloccare il dissenso. Per questo dico che le comunità, non soltanto quelle, diciamo, che sono native, autoctone, ma le comunità grandi, infatti quella sera eravamo circa 200, che insomma non è un numero irrisorio per San Vito di Cadore, devono assumere la responsabilità, anche vedere i vari, anche interloquire con il comune, però ci deve essere un altro metodo, per cui il discorso che faceva prima Cristina e che faceva anche Renzo, ma che faceva anche Luca, alla base cosa c'è? Che bisogna rifondare la democrazia, perché è questo che ci sta scappando di mano. E nei territori, diciamo, che non sono fragili solo per il cambiamento climatico, sono fragili perché sono territori abitati da persone che invecchiano progressivamente, che si impoveriscono perché i giovani se ne vanno, e sono quelli più a rischio. Sono quelli più a rischio, quindi per quello è importante anche pensare a altre forme di democrazia. Allora, e anche di, diciamo, far leva su le persone che sono accanto a queste comunità. Adesso non è che voglio fare pubblicità ad Alleanza Verdi Sinistra, per Renzo Masolo, sì, mettiamo tutti e tutte le mani sul fuoco, ma anche, non so, a quei pochi giornalisti coraggiosi che ci sono, come Giuseppe Pietrobelli, che ha scritto un libro meraviglioso, proprio una montagna di soldi sullo scandalo delle Olimpiadi. Ma a chi, insomma, può dare concretamente una mano? Perché io ho osservato che quando c'è una forza coesa, convinta, preparata, veramente solidale, veramente, diciamo, capace di prendere in mano il proprio destino, si riesce veramente, come ho visto tante volte nella mia vita, a essere come Davide nei confronti di Golia. Ecco, questo è quello che mi sento di dire a voi qui questa sera.
chiudiamo. Vabbè. Allora io ringrazio intanto in ordine Luca per l'introduzione, poi Cristina per averci portati in un ambito alto di Parlamento europeo e capire il collegamento, e poi la nostra capogruppo in Parlamento, invece nella Camera dei Deputati, Luana Zanella, anche per far capire, l'ha ribadito bene lei, anche il collegamento che c'è tra noi e la possibilità poi di collegarsi per ultimo nei territori. Ci sarebbero tante cose da dire. Ecco, io vi anticipo già che con Giuseppe Petrobelli sto organizzando un incontro online sul suo ultimo libro, Una montagna di soldi. Giustamente prima Luana ha detto una barca di soldi, perché ha riportato il tema a mare, ma soprattutto a Palazzo Ferrofini, perché anche di là sono passate tante scelte che potevano essere evitate sicuramente, ma io riporto il tema sul titolo del libro, Una montagna di soldi. Organizzerò un incontro online per dare la possibilità a più gente possibile di partecipare, indipendentemente dalle difficoltà di collegamento, perché poi, ecco, invito anche Cristina e Luana, se siete libere, a partecipare. E i temi questa sera sono molti altri, non c'è il tempo di trattarli, perché il tema dell'energia e le CER, le comunità energetiche rinnovabili, è un tema anche dei 7 comuni che deve essere sviluppato. Il tema della gestione dei rifiuti e dell'acqua per i 7 comuni è un tema molto complesso e vitale, soprattutto in futuro, per quando poi il tema delle discariche, faccio solo l'esempio, una discarica del Melagon che deve essere sicuramente monitorata. Questa è veramente una fissa che ho io sulle discariche, perché il tema degli inquinanti, soprattutto nella nostra provincia di Vicenza, è un tema proprio attuale. Ci stiamo rendendo conto di essere inquinati fortemente, in maniera permanente, in maniera quasi... No, ecco, pensiamoci, il monitoraggio e un censimento delle discariche, delle ex discariche e delle discariche abusive. Noi ce lo prendiamo l'impegno ufficiale a farlo, l'abbiamo detto più volte e lo faremo. Ecco, concludo dicendo e riportando il tema alla comunità, perché uno può dire, ma cosa farete di concreto? Tante cose, abbiamo già iniziato a anticiparle, ma noi siamo a disposizione, siamo qua, noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il corpo, ci mettiamo l'anima, il cuore, per mettersi in discussione con voi. Questo è un primo momento, ma troviamoci nuovamente la settimana prossima, fra 2 settimane, dopo le elezioni, spero di esserci, per essere di nuovo qua, essere qua anche se serve tutte le settimane. Noi siamo a disposizione e non è vero che se non siamo nel territorio non ci siamo. No, possiamo essere, e tante volte possiamo essere ancora più efficaci per creare un collegamento. E nello stesso tempo, io dico questo, partiamo dal concetto di comunità, perché uno dice, ma comunità cosa vuol dire? Comunità è il prerequisito necessario per mettere a terra le leggi dell'Europa. Ma voi vi rendete conto? Chi tradisce la comunità, chi non rispetta la comunità del territorio, sta lavorando contro la comunità, perché non è in grado di mettere a terra i fondi di coesione, i fondi europei, i fondi di sviluppo, che poi la regione può ulteriormente mettere a terra. Lo capite questo? Questo è determinante, questo fa la differenza. Per cui i sindaci che decidono senza coinvolgere la comunità stanno lavorando contro l'Europa, ma stanno lavorando contro la propria comunità e il proprio territorio. E anche questo mi prendo la responsabilità di dirlo. E poi non parliamo di sanità, di difendere la sanità, soprattutto i sindaci che fanno parte di partiti che l'hanno smantellata la sanità pubblica, l'hanno smantellata, hanno fatto in modo che venisse privatizzata e adesso vengono a difenderla. Noi difenderemo il nostro ospedale, noi difenderemo la sanità pubblica, non fatevi più fregare. E concludo lasciando la parola a voi. Anche se il tempo è un po' tiranno, però vi ringraziamo intanto per l'attenzione. Poi faremo un piccolo aperitivo rinfresco prima della cena, perché è un orario